di settembre 1769. Dopo appunto il generale ha lasciato il suo popolo e la sua corsighella, ma in Toscana i suoi partigiani sfidati approntano di già a risposta. Sbarcato in Inghilterra, Pasquale Paoli riceve una lettera da Anna Maria Rivarola, a suo consigliere politica e amica strinta. Leggendo su scritto, sicura che Paoli fosse stato commosso e forse anche via. Da sua isola gara e dalle sue montagne di Unebbio, una giovanota entra oggi in la storia di Agorsica. Sta giovanota si chiama Maria Gentile e la sua andatura eroica anche in Inghilterra oggi si fa esempio. Allora, 250 anni dopo, vi proponiamo di camminare non tra i bassi di generale Paoli e di Maria Gentile, posto che è lui che fa la nostra storia. O 14 di luglio di 1755, a consulta di Casa Bianca dichiara Pasquale Paoli capo generale di Nazione. O 15 di maggio di 1768, o trattato consegna a Corsica a Francia. È l'inizio della guerra tra i soldati francesi e quelli del generale. A Corsica di Pasquale Paoli si batte per difendere la sua indipendenza. Di febbraio di 1769, Unebbio è un ragione strategico. 1500 soldati sono in letta, insediati in castello di Montagione. Aiutato da un prete Saligeti, il generale mette in piazza una cospirazione composta da 5 giovanotti politesi per pulsare la guarnizione francese, ma tutto fiasca, posto che la strategia di Paoli è tradita al comandante dell'armata francese. I congiurati d'Oletta sono arrestati e imprigionati. Os abruzzesi sono condannati a essere martoriati per un crimine di lesa maestà. In settembre di 1769 sono tombati alla piazza del convento San Francesco in Oletta. Il giudicamento impedisce anche di interrarli. Le salme devono fermare poste, non tubacco. È così che Maria Gentile si rende conto che os abruzzesi Giovanni Guidoni fanno parte di congiurati. Un po' sua città di lascia Giovanni sposto qui, deve essere interrato come tutti. Oh Maria, se non tieni mica conto del giudicamento, anche tu sarai impiegata. Maria sta assente e decisa vuole rendere a Giovanni la sua dignità. Awa, genot, falgo fino al cuento. Spico Giovanni e o porto fino alla tomba di o cuento. C'è un modo ero che di rendergli la sua dignità. Maria non capisce mica e riesce a sua sfida. Giovanni Guidoni riposa in tomba del convento d'Oletta.